Sì, in un nuovo ospedale che abbiamo realizzato, 250 milioni di investimenti, l'ospedale del futuro, abbiamo fatto vedere i collegamenti con le sale operatorie, con i team operatori, un cancro al seno, un cancro al pancreas e un cancro al fegato operati in diretta, ovviamente approfittando delle nuove tecnologie. Questo è un ospedale che comincia a essere come connotazione un vero e proprio policlinico universitario, visto e considerato che a Treviso c'è la facoltà di medicina e chirurgia attivate per tutti gli anni, abbiamo 8 cliniche universitarie già insediate, quindi abbiamo docenti universitari che insegnano e operano come medici in questo ospedale policlinico universitario, quindi anche un'occasione di grande formazione per tutti i giovani medici e gli aspiranti medici. Quando si parla di sanità veneta bisogna parlare di queste eccellenze che comunque curano i pazienti. Mediamente ogni giorno abbiamo 9.000 pazienti ricoverati. Oggi noi abbiamo le 3 chirurgie, anzi 4, che c'è anche la gastroenterologia e la chirurgia plastica. E dalla prossima settimana entreranno le altre chirurgie, partiranno le terapie intensive e poi man mano entro gennaio ci sarà, ovviamente sarà completata tutta la cittadella. È chiaro che facciamo le cose con calma, con raziocinio, perché stiamo parlando di persone, cioè di persone che devono passare da una parte all'altra, che vuol dire nostri collaboratori ma che vuol dire anche pazienti. Quindi è chiaro che faremo le cose con estrema razza, con una logica, ecco, però adesso è operativa e soprattutto è operativa la parte tecnologica, che è quello che ci interessava più delle degenze, cioè tutta la chirurgia, le chirurgie che possono tranquillamente lavorare in sicurezza e soprattutto con l'altissima tecnologia.